Ed eccoci di nuovo insieme per analizzare i termini napoletani che spesso usiamo ma non conosciamo. In questa rubrica, Parola mia, oggi analizzeremo la parola iettego. Vediamo i risultati. Non lo so, non ne ho la più pallida idea. Dire che è una persona che non c'ha forza, non c'ha sostanza, non c'ha niente. Uno è fisicamente è deperito, va. È una cosa dispregiativa, ittico, no? Una cosa che si è, ittico. Aspetta. Iettego. Non mi hai sentito, iettego. Non lo so, no. Iettego. Iettego. Non lo so. Non lo so. Boh, non lo so. No, cioè iettego vuol dire una persona che è malata, proprio brutta, una cosa bruttissima. Meglio non dirla. Molto simpatica la risposta, anche se un po' variopinte. La parola di oggi abbiamo detto che era iettego. E per iettego noi napoletani intendiamo una persona magra, dismunta, malaticcia, spesso con gli occhi incavati, anche le guance incavate. E praticamente ne stiamo quasi sempre alla larga, non è una persona simpatica, anche perché giustamente avendo avuto delle malattie o avendo una malattia, gli stiamo lontano per paura di essere infettati. E quindi per noi lo iettego è una persona che porta pure male. Praticamente questa parola ci viene dal greco ektikos, che significa febbre di lunga durata. Quindi una persona malaticcia che per molto tempo è febbricitante, alla fine non mangia, si riduce per le ossa e diventa un iettego. Parola mia.